Cristian, lei ha deciso di restare qui ad Agrigento, seguire la squadra nel nuovo corso, si è fatta già un'idea di questi ragazzi che domenica andranno ad affrontare il nuovo campionato e vedranno l'esordio con una squadra forte come Latina? Sì, mi sono fatto un'idea, sono rimasto anche piacevolmente sorpreso perché mi aspettavo che alcuni giovani erano anche più indietro rispetto a quello che hanno mostrato in questo precampionato. Mi auguro che continuino a crescere o quantomeno a mantenere lo standard che hanno avuto nel precampionato. Ecco, se questo avviene, c'è anche una crescita, credo che qualche soddisfazione ce la possiamo prendere anche quest'anno. Dal pubblico che indicazioni sono arrivate? Diciamo che l'affluenza di pubblico nelle amichevoli che abbiamo fatto in casa, più anche quella che abbiamo fatto a Caltanissetta, non rispecchia sinceramente la campagna abbonamenti. Però fa pensare che comunque la gente c'è, perché in queste due amichevoli che abbiamo fatto in casa, sia con gli americani che con Trapani, è venuta molta gente, molta più gente l'anno scorso. E a Caltanissetta sinceramente c'erano parecchi agrigentini, c'erano 2300 persone, quindi mi auguro insomma, che il pubblico non faccia mancare il suo apporto. Che stagione sarà? Difficile, avvincente, insomma, diversa sicuramente dagli anni scorsi dove c'era sicuramente la pressione di dover fare sempre qualcosa di meglio. Quest'anno c'è la voglia, credo, di molti di dimostrare che valgono questa categoria e che possono valere di più. Mi auguro sia questo l'atteggiamento e niente, speriamo che si entusiasmi il pubblico anche per una bella salvezza, insomma. Si comincia nuovamente, ecco, quale sarà il tuo compito di anziano, fra virgolette, anche verso i nuovi arrivati? No, in realtà i giovani nuovi arrivati sono già tutti belli pronti, anzi sono rimasto molto sorpreso perché sono veramente giovani interessanti e che penso possano fare anche la differenza in questo campionato, quindi il mio compito niente, è quello di farli stare tranquilli e poi ci penserà Franco a farli migliorare negli aspetti tecnici e penso che siano pronti per questo Tu campionato. sei il capitano, per cui in campo dovrai dare quella scossa importante per poter arrivare alla vittoria. No, sicuramente sono quello con più esperienza e cercherò nei momenti difficili o nei momenti particolari delle partite di dare una mano a tutti.